Benvenuti a Hotel Villa del Poggio per questa presentazione della 14ª edizione per quanto riguarda Sport Eventi, l'associazione di Vittorio Veneto che organizza appunto i Milan Junior Camp, edizione che comincerà per quanto riguarda appunto Sport Eventi domenica 23 giugno. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi oltre ovviamente al presidente di Sport Eventi Piero Marchioni, ma soprattutto, non me ne voglia, tre illustri esponenti della società rossonera. Dalla mia sinistra l'avete riconosciuto sicuramente tutti, Filippo Galli, responsabile tecnico del settore giovanile del Milan. Alla mia destra Francesca Pietra, responsabile dei Milan Junior Camp Mondo, perché come vi diranno non c'è solo Sport Eventi che organizza il Milan Junior Camp, anche se è la più importante, lo dico io ovviamente. E sulla destra, estrema destra, invece, anche quello probabilmente l'avete riconosciuto non solo per il fatto che è spesso da queste parti, ma anche per la sua gloriosa carriera, Pierino Prati. Allora, cominciamo dal padrone di casa, che viene dopo Alberto Stocco, evidentemente padrone proprio di casa, ma parliamo di Sport Eventi e invito quindi Piero Marchioni a presentare in breve non solo Sport Eventi, ma anche diciamo un po' i numeri che Sport Eventi riesce a fare. I numeri, ovviamente si parla in termini di iscrizioni e di realtà rispetto a questa iniziativa che è cominciata a Vittorio Veneto, per quanto ci riguarda, nel 2000. Ciao. Buongiorno, grazie intanto per essere venuti. Io sono brevissimo. Noi abbiamo già detto un po' tutto da quando siamo partiti allo sviluppo che abbiamo avuto. Io posso ringraziare Pierino Prati, perché per noi è un'istituzione nello senso della parola, perché Pierino è qua dal 2000 con noi e vive nel Veneto praticamente. Poi mi fa un certo effetto chiamarla dottoressa Pietra, perché noi la chiamiamo Francesca, però insomma brava, è la responsabile, l'avete capito. Collaboriamo sempre, continuamente, tutte le problematiche cadono su di lei, quindi è venuta giù, è stata gentilissima. Poi qua alla mia destra voi vedete Filippo Galli. Filippo è 10 anni che è con noi, bravo, responsabile del settore giovanile del Milan, una delle società, me ne vogliono gli altri, tra le 7, 8, 10 più importanti al mondo, impegnato, è venuto ieri per farci una cortesia, è venuto ieri da Chianciano Terme, ma soprattutto è un amico. Ecco, questo mi preme dirlo perché lui è un amico nostro e questo vale più di tutte le altre cose. Numeri, noi siamo veramente contenti, dobbiamo arrivare alla fine del booking per capire come andranno, però siamo sempre sui 700-800 ragazzi, investiamo molto, alziamo la professionalità paga, è indubbio, dico sempre a tutti i collaboratori, bisogna nei momenti di difficoltà alzare la professionalità paga soprattutto in termini anche di presenze straniere. Noi quest'anno siamo cresciuti moltissimo, Est, Russia, Ucraina, Venezuela, ne abbiamo un po' dappertutto, Medio Oriente, Cina un gruppo, ne abbiamo dappertutto proprio perché investiamo molto e investire molto è appagante su ogni aspetto. Basta. Vittorio Veneto è la sede storica, anche qua i 60-70 ragazzini, ma tenete conto ad esempio che oggi a Cortina d'Ampezzo il turno che c'è Filippo Galli sono 140 ragazzini iscritti. Il secondo turno dove c'è Stefano Eranio sono già 120 a oggi. Ecco, vi do un po' il senso delle cose. Jesolo con molti russi, così siamo, il primo turno è già a 95 ragazzini e manca un mese di booking. Questo per dare un po' il senso delle cose. Ringrazio gli sponsor che ci danno una mano, sono anche qua, perché senza di loro si farebbe anche poco. Grazie mille. Grazie Piero.
volevo anche salutare, vedo in sala per esempio l'ex arbitro Gabriele Gava, che tanti abbiamo conosciuto in video quantomeno, l'assessore di Cortina d'Ampezzo che appunto dal secondo anno, no Piero, che Sì. Sport Eventi lavora, tra l'altro non si chiamava neanche Sport Eventi quando abbiamo cominciato, ma insomma diciamo così. E appunto Cortina ospita da sempre 4 settimane di Millennium Junior Camp, è stato per tanti anni, è tuttora forse il traino dal punto di vista dei numeri per quanto riguarda Sport Eventi. Filippo Galli da qualche anno, conosciutissimo da tutti, da noi col piacere di collaborare già da qualche anno, e a lui volevo un po' chiedere di raccontare un po' qual è la filosofia di questi Millennium Junior Camp. Sì, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per le bellissime presentazioni, però non ho fatto nessun piacere, è per me un piacere essere qui tra di voi e soprattutto volevo fare i complimenti ad Alberto Stocco perché ha creato questo gioiello, l'ha saputo incastonare in questo bellissimo panorama, in questa bellissima località. Il Milan Junior Camp, ormai il Milan credo che siano una realtà consolidata perché sono più di 15 anni che il Milan attraverso i propri partners e i gestori, tra cui appunto lo Sport Eventi, organizza Milan Junior Camp. Sport Eventi è sicuramente uno dei partner più conosciuti e con una più grande competenza in questo settore, con gli amici Michele e Piero Marchioni sicuramente davvero sempre molto attenti nel loro lavoro, e non dimentichiamo che il Milan Junior Camp sono attività che riguardano i giovani, quindi bisogna avere grande attenzione sui ragazzi, i giovani che vanno dai 6 ai 16-17 anni. Il Milan Junior Camp è all'interno di un progetto più ampio del Milan, che è il progetto Milan Junior, che prevede anche le attività sempre inerenti alla fascia di età tra i 6 e i 16-17 anni dei ragazzi, e prevede anche attività, oltre appunto del Milan Junior Camp, anche quelle delle scuole calcio nazionali e internazionali. Non voglio anticipare i numeri di Francesca, però davvero ogni anno raccogliamo più di 15.000 bambini che partecipano a questi camp. La filosofia è chiaro che il Milan Junior Camp è innanzitutto un momento ludico, un momento in cui i ragazzi si devono divertire, ed è ovvio che però chi fa una vacanza con il Milan vuole anche in qualche modo imparare qualcosa dal punto di vista tecnico. Ecco perché abbiamo voluto fortemente come settore giovanile essere a fianco del marketing, così come Milan Lab, per creare davvero un prodotto che sia qualificato, perché vogliamo che all'interno dei Milan Junior Camp vengono usate le metodologie di lavoro che vengono usate nel settore giovanile. Per questo facciamo dei corsi di formazione per i nostri tecnici, per tutti i tecnici che vengono, come ad esempio Pierino, che vengono a fare i direttori tecnici su Milan Junior Camp, che vengono a fare parte dei tecnici staff sui Milan Junior Camp, perché davvero dobbiamo parlare tutti con la stessa lingua dal punto di vista calcistico, ma non solo. Infatti i corsi di formazione riguardano proprio sia gli aspetti tecnici e tattici, ma anche gli aspetti educativi e ovviamente gli aspetti atletico-motori. Gli aspetti educativi, quindi ci sono corsi che riguardano anche la psicopedagogia e il modo in cui ci si deve relazionare con i bambini, perché è vero, è importante l'aspetto tecnico, come dicevo, ma è importante per prima cosa saper arrivare al bambino. Io posso insegnare al bambino se sono in grado di relazionarmi con lui, se sono in grado di trovare la chiave di lettura per poter arrivare al bambino, e direi che da questo punto di vista il Milan è davvero all'avanguardia. Abbiamo non creato ma sviluppato quello che era già un'idea di moltissimi anni fa dell'Academy, che è una sorta di struttura che ci permette appunto di tenere aggiornati i nostri tecnici e di formarli, proprio perché riteniamo che la professionalità, come ha prima accennato Piero Marchioni, sia importante in un momento di difficoltà generale del nostro paese. È importante aumentare la professionalità e la qualità del prodotto che noi siamo in grado di offrire per i nostri utenti, quindi per tutte le famiglie che decidono di mandare i loro figli al Milan. Quindi per noi è una grande responsabilità, ma che
riteniamo di poter affrontare proprio perché per quello che rappresentiamo e per quello che abbiamo fatto in questi anni. Non voglio dilungarmi oltre, credo di essere stato abbastanza chiaro, in ogni caso sono qui a disposizione per eventuali domande poi alla fine della presentazione. Grazie ancora dell'accoglienza e la parola credo a Francesca o a Pierino. Prima a lei. A me, grazie. Grazie Filippo. Giustamente Filippo Galli ha sottolineato l'importanza della professionalità, quello su cui ha investito molto Sport Eventi e sui suoi allenatori, che ricordo sono coordinati per quanto riguarda Sport Eventi da Otello Di Remigio, che è qui presente. Dicevo professionalità, cose fatte come si deve, molta tecnica, calcio fatto ai massimi livelli e proposte ai ragazzini ai massimi livelli, ma anche nel caso delle settimane di Emilia Junior Camp vacanza e divertimento, e volevamo per questo farvi vedere un'altra breve clip proprio per dimostrare che c'è calcio fatto a un certo livello ma c'è anche divertimento. Milan Junior Camp. Let's play! Come with me, let's start a new movement. Get everybody out on the street. Non riesco bene a fare l'orecchio di coniglio. Le orecchie di coniglio? Pikachu! As we move our feet in unison, kicking up the rain on the sand in the sun. It gives my heart that good feeling. Could be anywhere in the ¿Cómo te llamas? Stefano, ¿De dónde vienes? Guatemala. ¿Cómo está yendo el Milan Camp este año? Buenísimo, me gusta mucho. Pronti? 3, 2, 1. Però organizziamola bene. Poi ci giriamo e diciamo qualcosa? Sì, in inglese. Ho capito. See you next year from Laundry the Hotel Alaska. Cari ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo Milan Camp. Faccio vedere un attimo cosa stanno facendo gli allenatori per migliorare la loro preparazione atletica. Eranio Stefano! Credo sia giusto sottolineare e dire due parole su Otello Di Remigio e su Pierino Prati, che sono due, oltre tecnici straordinari, due persone che veramente mettono tutta la loro passione nel loro lavoro e credo che sia giusto attribuire loro un applauso davvero per quello che hanno fatto in questi anni per Sport. Grazie, scusate. Grazie Filippo. Allora Francesca Pietra è una donna Milan, lei lavora in Viaturati, per tanti Viaturati è un simbolo, anche se corrisponde a un indirizzo di fatto, però per tanti è un simbolo. Lei ci lavora e segue i Milan Junior Camp di tutto il mondo. Allora vogliamo farci spiegare un po' da lei cosa significa fare i Milan Junior Camp in tutto il mondo. Buongiorno a tutti, credo che vedere questi video, l'emozione dei bambini sia la cosa principale. Come diceva Filippo, il nostro focus è la crescita del bambino sia a livello tecnico, quindi sul campo, sia fuori dal campo, con un'esperienza che unisce al meglio divertimento, sport, tanto calcio, salute e una crescita proprio personale del bambino. Il Milan, forte di un'esperienza di oltre 100 anni di storia, di successi sportivi sul campo e fuori, ha tra i suoi primi obiettivi la promozione del calcio a livello mondiale, non solo per l'amore che tutti noi che lavoriamo, ciascuno di noi è coinvolto in questo, ha per lo sport, per il calcio, per questi colori, ma anche e soprattutto per contribuire a trasmettere ai giovani, ai più giovani, i valori più veri di questo sport che ogni tanto si dimenticano, e sono la realtà, il rispetto, il gioco di squadra e il divertimento. E questo è il motivo per cui 15 anni fa il Milan ha inaugurato un progetto unico nel suo genere, primo tra i club a livello mondiale, che si chiama Milan Junior e che comprende tutte le attività rivolte ai ragazzi under 18, quindi sia il settore giovanile sia
i camp, le scuole calcio Italia ed estero, la Milan Academy, il Milan Lab Junior, quindi la declinazione a livello atletico, di preparazione atletica e di test sportivi fatti ai ragazzi, che fa la prima squadra, declinati sui ragazzi, e tutte le iniziative di puro intrattenimento, quale ad esempio la tribuna giovani allo stadio, in cui abbiamo oltre 2000 ragazzi ogni partita a San Siro gratuitamente, ragazzi che arrivano dai camp, dalle scuole calcio, dagli oratori, da tutte le realtà, dalle onlus, da tutte le realtà che vogliamo coinvolgere proprio direttamente e far vedere che cos'è il calcio giocato. E poi anche i nostri Milan Park, piuttosto che altre attività di puro intrattenimento. Con queste attività il Milan è attivo in 40 paesi nel mondo e coinvolge circa 40.000 ragazzini ogni anno. Nello specifico nei Milan Junior Camp che oggi presentiamo sono coinvolti 16.300 ragazzi in sempre 40 paesi nel mondo. L'anno scorso abbiamo avuto 194 località, di cui 74 in Italia, e oltre 310 settimane di corso. Questo è uno sforzo importante, fate conto che per esempio vengono coinvolti e formati ad hoc oltre 250 allenatori per queste attività, quindi chiaramente è uno sforzo importante che il club vuole portare avanti. Diciamo che con questi numeri così importanti a livello giovanile il Milan si colloca come club leader nel mondo, a livello mondiale, proprio come per l'organizzazione di attività per ragazzi e in particolare dei camp. I ragazzi che partecipano quindi ai nostri camp, oltre ad avere la possibilità di allenarsi con i nostri metodi ufficiali sviluppati dall'Academy, avranno la possibilità di indossare la maglia rossonera e divertirsi con tanti nuovi amici. Importantissimi sono, soprattutto in questo momento di difficoltà dell'Italia, i numeri di ragazzi che provengono dall'estero. Come diceva Piero prima, quasi il 50% dei ragazzi che parteciperanno ai camp qui nel Triveneto provengono dall'estero. Abbiamo gruppi importanti dalla Russia, dagli Stati Uniti, e questo per noi è molto importante perché dimostra come il progetto sia un successo e soprattutto come il Milan sia un brand veramente globale e che ha appeal in tutto il mondo, e questo è un sistema anche importante per sostenere il turismo locale in Italia. Alcuni dei bambini che parteciperanno ai camp qui nel Triveneto avranno la possibilità poi di partecipare all'evento finale dei camp con i ragazzini selezionati dai nostri allenatori in tutto il mondo, che si svolgerà presso il nostro centro Vismara, che è la sede del nostro settore giovanile, e sarà un weekend all'insegna dei colori rossoneri. Avranno la possibilità di visitare lo stadio, assistere a una partita, chi lo sa, magari probabilmente anche la nostra nuova sede quando verranno, che sarà pronta per il momento in cui ci sarà l'evento. Diciamo che i numeri di questo progetto ci rendono sicuramente molto orgogliosi ed sono veramente un motivo di orgoglio e riconoscimento a livello internazionale per tutto il club, però sicuramente l'importante, è vero, i numeri sono sempre importanti, ma trattandosi di bambini e trattandosi di attività con famiglie e bambini, le persone fanno veramente la differenza. Per questo volevo lasciare la parola a Pierino Prati, che è di esperienza proprio sia sul campo come giocatore, sia come allenatore nei nostri camp, come nostro testimonial, veramente tantissimo, e quindi lascio la parola a lui per raccontarvi che cos'è l'esperienza diretta sul campo ai Milan Junior Camp. Prima di sentire Pierino volevo solo farvi presente che quando Pierino si presenta nelle sedi dei Milan Junior Camp voi dovreste vedere i volti non tanto dei ragazzini che si iscrivono, ma in genere dei papà, anche delle mamme, perché Pierino Prati è qualche anno che non gioca più, ma è come se giocasse ancora, dalla popolarità che ha e soprattutto dal complimento dalla popolarità che ha e da quello che riveste per chi è amante dei colori rossoneri, per cui effettivamente averlo con noi di Sport Eventi dall'inizio e sempre ogni anno è una fortuna, perché appunto lui da solo rappresenta un timbro molto molto importante per noi.
Piero, scusa. Ma innanzitutto, buongiorno a tutti. Conoscendomi so che quando ci sono questi incontri, finora non è mai stato un incontro importante come questo, a questo livello, e direi che sono anche un po' emozionato perché poi quando mi faccio prendere non finisco più di parlare perché mi piace talmente tanto parlarne delle scuole, del Milan Junior Camp, vivendo più da 13 anni facendoli, no? Dunque ho scritto 2 cose per essere breve perché non mi vorrei stancare, ma anche dopo Filippo, dopo Marchiori e dopo Francesca io parlo meglio coi piedi che con la bocca, però dopo molti anni di attività sul campo come allenatore posso affermare che il Milan Junior Camp è un momento di crescita importante per ciascun ragazzo. Per molti di loro è la prima volta che fanno una vacanza assieme alla famiglia e che si confrontano con amici di lingua e cultura diversa. È nostro compito come educatori accompagnarli al meglio in questa nuova esperienza. Dunque noi siamo responsabili, almeno dove lavoro io e lavoro con Sport Eventi, e direi che è una delle migliori in assoluto. Abbiamo sempre cercato di migliorare il nostro stare sul campo, di avvicinarsi moltissimo ai bambini, e con questo, con l'avvento di Filippo 4 anni fa, 5 anni fa, il Milan Junior Camp prima era una cosa un po' separata dalla società, mentre da quando è stato cambiato, da quando Academy ci dava i suggerimenti, direi che è salita molto la qualità del camp, e io credo che nel camp di Marchioni, nel club di Sport Eventi, questo sia di primo piano, tenere presente di far contenti in quella settimana che i bambini passano qui da noi, il più possibile entrare nella loro testa, capire cosa desiderano e capire come farli divertire. In questo senso ci sarà sempre comunque il nostro impegno. Grazie. Grazie anche a Piero. Mi sembra giusto, dopo ovviamente ci sarà spazio per eventuali domande ai nostri relatori, mi sembra giusto ricordare le 6 sedi in cui Sport Eventi organizza quest'anno il Milan Junior Camp. Cominceremo a Cortina, poi vado in ordine sparso, ci saranno a Cavalese in Val di Fiemme, a Asiago sull'altopiano, a Jesolo Lido e a Lignano Sabbiadoro per quanto riguarda il mare, e ovviamente a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, come ho detto, è stata la prima sede nel 2000, dall'anno dopo anche Cortina, che si è sempre confermata, poi anche l'anno successivo Jesolo, vado un po' a memoria. In qualche sede abbiamo aperto e poi abbiamo deciso di cambiare, e comunque siamo fermi su 6 sedi. Se mi aiutate su quante settimane ci saranno quest'anno, perché a memoria non ricordo. 10 settimane, ok. E è stato detto, ma mi sembra giusto ribadirlo, Piero, ci sono dei camp quest'anno che hanno addirittura la maggioranza degli stranieri. Sì, assolutamente. Noi abbiamo qualche settimana, soprattutto al mare, dove gli stranieri superano gli italiani, del tipo 70 ragazzi su 90 a Jesolo. E quindi questo dimostra quanto importante intanto il brand del Milan, quanto importante è il camp, che poi vengono per farsi vedere. E poi noi Sport Eventi abbiamo fatto una scelta di avere tecnici o supervisori Milan di rilievo proprio per questo motivo, per dare delle opportunità di farsi vedere. Non è mai stato ricordato che Kingsley Boateng, portato da Otello all'inizio, ha giocato già in prima squadra. Quest'anno non si è sentito poco perché ha avuto 2 infortuni importanti, però Kingsley Boateng è uno di prima squadra. Poi c'era il portiere Ferrari che è agli livelli nazionali. Non è vero, cioè è ludico per un certo verso, e per un certo verso c'è un modo veramente di potersi far vedere. Questo è importante. Per chiudere, è arrivato un po' in ritardo Marco Nardi, mi fa piacere, presidente intanto oggi del Nardi Elettrodomestici, importantissimo, è venuto per farsi una cortesia perché il papà, morto 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, era vicepresidente del Milan e è sempre stato molto amico nostro, è sempre stato partecipato
ha sempre partecipato ai nostri o cene o eventi. Ho detto ai 2 figli, oggi c'è Marco e non c'è Graziano, voi sostituite papà, e per me è importantissimo con tutto quello che ha, che oggi sia qua. Grazie. Volevo passare da un Piero all'altro e chiedere a Pierino una frase che ti ho sentito dire tante volte ai momenti di incontro con i genitori quando si comincia la domenica pomeriggio di camp. Sono settimane di vacanza, non si promette assolutamente di creare dei campioni di calcio, però bisogna consentire a questi ragazzini di continuare col loro sogno. Nel frattempo saluto il sindaco di Vittorio Veneto, Gian Antonio Del Re, che ci ha raggiunti. Dicevo Piero, bisogna con queste settimane permettere ai ragazzini di coltivare il loro sogno senza illuderli che un campione non si inventa in una settimana. Ma è chiaro che in quel momento che i ragazzi vengono qui da noi a fare il camp, immagino già che vestiti da Milan passeggeranno con le squadre, con le divise tutte uguali, dunque quando siamo in giro a fare delle passeggiate così sono guardati a vista da molta gente e loro in quel momento si alzano di 5-6 centimetri anche se magari tengono ad un'altra squadra, dunque è chiaro che cerchiamo di entrare nella loro testa e quando siamo sul campo a lavorare si cerca di fargli fare dei lavori che è un lavoro però passa come sotto forma di gioco, che è la cosa molto importante perché non bisogna appesantirli con esercizi che li possono annoiare, ma loro vengono qua solamente per divertirsi e ci si può divertire anche stando in campo con delle ore, facendo fare dei giochi col pallone chiaramente perché qui si fa calcio e nello stesso tempo si riesce a visualizzare qualche bambino che ha più qualità di un altro, ma quello è una cosa che poi in separata sede ci incontriamo dopo gli allenamenti che facciamo e si dice questo è un bambino che possiamo far vedere a Milano, che lo suggeriamo di vederlo a Milano e via dicendo, però comunque loro credono tanto in noi. Io ho riscontrato soprattutto gli stranieri confronto ai nostri sono molto ma molto più attenti nel voler apprendere le cose che noi trasmettiamo senza nulla togliere a quelli italiani, però evidentemente loro vengono da paesi dove c'è più fame, dove c'è più voglia di mettersi in mostra e quello è. Però noi dobbiamo motivare tutti nella stessa maniera. Ecco, a questo proposito è bello sottolineare, secondo me, dopo 13 anni di esperienza, il fatto che i ragazzini, anche magari italiani, quando sono assieme a tutti gli altri ragazzini stranieri, vivono dal punto di vista anche umano un'esperienza importante. Intanto imparano anche un po' le lingue straniere perché comunque devono approcciarsi ai loro amici. Spesso sono mescolati magari a ragazzini che vengono da altre parti del mondo con i quali instaurano dei rapporti. Delle volte addirittura sono presenti dei personaggi famosi, se vogliamo. Per esempio mi viene in mente l'anno scorso c'era il figlio di un chitarrista, mi pare che fosse dei Guns N' Roses, che per chi conosce la musica è un personaggio, e c'era lì il ragazzino che sfogliando le riviste di gossip, perché non ho il piacere di sfogliare, ma mi dicono che si trova alla famiglia con i figli eccetera, era a Vittorio Veneto, è stata tutta la settimana lì a giocare assieme agli altri ragazzini. Dopo sono cose che per i bambini restano sicuramente. Un'ultima cosa che probabilmente è stato uno dei valori aggiunti grazie ai quali per fortuna Sport Eventi continua a macinare numeri. Non so se Presidente, se abbiamo detto che comunque nonostante tutto, anzi nonostante la crisi diciamo generale, i numeri delle iscrizioni si confermano e semmai salgono, quindi questo è segno di lavori fatti come si deve. Dicevo che una delle caratteristiche che forse ci ha aiutato anche a promuoverci e a ottenere questi risultati è stato per esempio scegliere nello staff dei tecnici anche una figura femminile, nel senso che tante volte ci sono i ragazzini piccoli per i quali magari alla prima sera ci può essere un minimo di nostalgia così della casa della mamma, il fatto che non ci siano solo allenatori barbuti alti 2 metri ma ci sia anche un'animatrice qualificata aiuta e comunque questa figura è sempre stata gradita. Va anche detto, e questo lo diciamo tutte le volte che iniziamo un camp, che la nostalgia in genere è più da parte dei genitori nei confronti dei figli che non viceversa in nel camp, perché tempo di avere nostalgia e di annoiarsi proprio non c'è.
Io, se voi non avete niente in contrario, volevo passare il microfono per un saluto anche ai due politici presenti, nel senso 2 amministratori che continuano a ospitare questi 1000 Junior Camp. Tra l'altro, per fatalità, c'è il sindaco della città che ci ospita dal primo anno, che è anche la nostra città Vittorio Veneto, e un assessore di Cortina, che è la città che ci ospita da appena un anno in meno e continua a ospitarci. E se vogliamo fare un po' di rivalità, Vittorio Veneto ci ospita da prima, ma numeri ne fa più Cortina. Insomma, allora... Buongiorno a tutti, un grazie naturalmente a tutti voi, a Filippo Galli, Pierino Pirati, a Marchioni, che naturalmente per noi come città di Vittorio Veneto è un onore ospitare il Milan Camp. È un onore perché, tra l'altro, la condivisione, diciamo così, del Milan, scusate, ognuno ha i suoi vizi o le sue virtù. Io sono milanista convinto e quindi è per me, diciamo, ancora un motivo in più. Complimenti perché per come viene condotto, diciamo, questa manifestazione. C'è una serie di, così si porta i ragazzini a muovere i primi passi, diciamo, del pallone, ma soprattutto con la mentalità di una grande squadra che non è solo calcio, è anche calcio, e si insegnano i fondamentali poi della vita e quindi del comportamento, di come ci si muove in campo e soprattutto fuori, anche al di fuori di quella che è diciamo, l'evento sportivo. Quindi complimenti a voi e ripeto, la città di Vittorio Veneto onorata di poter continuare ad ospitare questa splendida manifestazione. Grazie. Grazie, buongiorno. Io mi associo a quanto detto dal sindaco di Vittorio Veneto. Ho accolto volentieri l'invito a presenziare a questo incontro perché credo che Cortina abbia un debito di riconoscenza per una manifestazione, il Milan Junior Camp, che da 12 anni appunto si svolge nel nostro territorio portando un numero di bambini considerevoli in un periodo anche della stagione turistica molto, molto importante. Noi siamo un paese, diciamo, di montagna, abbiamo sparato neve fino a non più di 20 giorni fa, però devo dire che la passione per il calcio c'è anche da noi, a parte lo sci e l'hockey. Credo che il Calcio Cortina sia l'associazione che annovera più iscritti, quindi credo che anche per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, vedere tutto questo colore che porta il Milan Camp sia proprio di stimolo anche per continuare nella loro passione. Io ringrazio nuovamente dell'invito e spero che anche quest'anno a Cortina possiate trovarvi bene. Noi siamo sempre contenti di avervi e quindi credo che questo sodalizio possa durare ancora per tanti anni. Grazie. Volevo dire a proposito di turismo che questa iniziativa è sì sportiva, assolutamente, però ha anche un importante risvolto turistico. Abbiamo detto degli stranieri che vengono, e tanto per capirci, sono stranieri che vengono in Italia, fanno il camp e tornano a casa, non sono magari cittadini stranieri che vivono nelle nostre città e vanno. Magari ce ne sono anche di questo caso, ma è proprio turismo nel vero senso della parola, perché tra l'altro in molti casi vengono accompagnati i genitori. L'ultimo saluto al Presidente e dopo basta. Sì. Ricordavo al sindaco nostro di Vittorio Veneto che abbiamo un gruppo di 14 nigeriani a Vittorio Veneto quest'anno, per dare un po' il senso delle cose della Nigeria riguardo a noi. Ma anche per dire, e questa è soddisfazione, sono venuti per 2 anni di seguito i figli di Montella, che è con gli allievi della Roma, ma viene da noi, quindi queste sono cose importanti. Chissà se è contento il papà di questo. Ma non lo so, sì, probabilmente sì, ma veniva il figlio. Volevo ringraziare Alberto Stocco, anche se adesso è uscito, ma poi lo farò, perché avete visto la location, è splendida, un albergo inaugurato con il passaggio del Giro d'Italia, ma guardate dove siamo, a volte invidiamo la Toscana e guardate noi dove siamo adesso, dove il Prosecco incontra il mare, dice Alberto. Grazie mille. Grazie a voi, allora ringraziamo ovviamente tutti i presenti. Piero. Come sempre le cose poi mi vengono, ne dico tante quando sono nei camp,
No, volevo ringraziare Filippo perché quando è arrivato lui ha introdotto una squadra di lavoro che lavora anche per noi, per i camp, che ha fatto sì che i camp sono diventati sicuramente molto più tecnici, cioè ci danno una mano grandissima. Ora il camp, il nostro, da quando usiamo i sistemi e la metodologia che ci hanno suggerito, ha fatto sì che il nostro camp è diventato molto più brillante, molto più seguito da tutti, tecnicamente e sicuramente all'avanguardia. Grazie, allora qui siamo ringraziati tutti. Io ho il piacere di ringraziare Francesca Pietra che collabora con noi quando abbiamo delle esigenze organizzative, è sempre molto pronta e molto lesta nel darci anche le tirate delle orecchie quando serve, perché giustamente fa parte del suo ruolo, però la collaborazione è assoluta. Li ringrazio ovviamente di essere qui. Pierino, ringraziarlo di essere qua è quasi inutile perché, come dicevo, è sempre qua, anzi il sindaco se vuole dargli anche la cittadinanza onoraria, visto che è milanista, ecco. Devo pagare in due parti. Ah, ecco, beh, dell'IMO dopo vi mettete d'accordo. Allora, dicevo, ringrazio ovviamente in modo particolare Filippo Galli e Francesca Pietra che ci hanno onorati della loro presenza oggi, e basta. Se nessuno ha qualcos'altro da chiedere, penso che abbiamo già detto molte cose. C'è il buffet che ci attende di fuori. Grazie.